Bentrovati in diretta su Telefriuli, l'appuntamento con voi la linea. Furbetti del cashback in azione alle pompe di benzina. Per aumentare il numero di operazioni con bancomat e carte di credito, di fatto dilazionano il rifornimento di carburante spendendo 50 centesimi alla volta, e questo crea un danno ai gestori degli impianti, come ci spiega Isabella Gregorato da Tolmezzo, dove ha raggiunto Bruno Bearzi. Sentiamo. Un saluto ai nostri amici telespettatori, mi trovo a Tolmezzo dove ho incontrato il presidente nazionale della Figish Confcommercio Bruno Bearzi per un fatto piuttosto curioso e che sta comportando danno ai gestori di impianti di carburante. Tutto è dovuto al cashback. Quanti scontrini ha ricevuto lei da pochi centesimi? Ma ce ne sono ogni notte almeno una decina. Io li definisco i furbetti del cashback, perché se qualcuno ha un attimino conoscenza di come funziona, c'è una premialità che viene data a coloro che utilizzano le carte di credito. Semestralmente possono ottenere con 50 operazioni fino a una restituzione di al massimo 150 euro sulle spese effettuate. E poi c'è un super cashback, dove se tu rientri fra i primi 100.000 utilizzatori in Italia nel semestre di carte bancomat o carte di credito, rientri in questo super cashback che ti dà diritto a ricevere fino a 1.500 euro di rimborso. Ora questo ha generato da parte di quelli che, ripeto, definisco i furbetti del cashback, un'attività abbastanza insolita, cioè vengono durante l'orario notturno di chiusura presso i nostri self-service e fanno decine di operazioni da meno da un euro e qualche cosa, questo per accreditarsi nel numero di operazioni che vengono poi fatte in funzione del super cashback. Ecco, ma mi diceva che anche in un distributore qui vicino anche da 50 centesimi. Sì, parlavo stamattina con un collega proprio qua a pochi centinaia di metri da me, che mi ha indicato appunto che ha ricevuto operazioni, una decina anche lui questa notte, di circa 50 centesimi l'una, per cui lo ritengo una cosa abbastanza non solo curiosa ma anche costosa per noi, perché ecco, lo diciamo che non è un fenomeno che riguarda solamente qui Tolmezzo, ma lei ha notizia che questo fenomeno sta dilagando sia a livello regionale che nazionale. Sì, abbiamo centinaia di segnalazioni di nostri associati che segnalano un'attività di questo tipo, che ovviamente costa alle gestioni, perché noi, pur avendo una marginalità esigua, se un cliente fa uscire e dal self-service e dalla nostra stampante interna decine e decine di scontrini, questi hanno un costo che vanno di gran lunga a coprire quelli che sono le nostre marginalità, quindi diventa assolutamente antieconomico per i gestori e quindi è un danno che viene creato a noi. E poi lo ritengo una cosa irregolare nei confronti degli utenti, fra virgolette, onesti. Ecco, perché per voi incide il costo della carta e chiaramente anche il costo dell'operazione, perché avrete anche lì dovrete pagare un tot a operazione che viene effettuata. Quando l'operazione tiene conto anche di un fisso, sicuramente sì, poi c'è anche il costo da mettere in conto dell'eventuale connessione, e quindi voglio dire, i costi si accavallano e rendono veramente inutile, cioè, se fossero tutti così sarebbe da chiudere i self-service, insomma. Senta, a tal proposito lei intende inviare una lettera proprio per mettere al corrente della situazione che si sta verificando? È una situazione che sta sfuggendo di mano alle autorità competenti e volevo appunto segnalare all'Agenzia delle Entrate nazionale che magari trovino le modalità per tamponare questa che è sicuramente un bug del sistema non previsto dalla normativa. E quindi lei che cosa suggerisce? Che ci sia almeno un minimo di spesa?
Secondo me per ogni singola operazione ci dovrebbe essere un minimo di spesa, o che comunque nell'ambito delle spese che vengono effettuate non possano essere considerate delle operazioni successive di pochi secondi, di pochi minuti. Quindi lei sta andando in perdita, secondo lei di quanto con questo scherzo? Non l'ho quantificato, però sicuramente è un danno che viene creato ai gestori di carburante, che già di loro hanno dei margini tirati alla fame. Ma adesso con gli sconti stanno, no, respirando un po' di più. Ma diciamo che questa attività che abbiamo svolto anche con la Regione, grazie anche alla sensibilità dell'assessore Scocimarro, per aumentare al massimo della normativa gli sconti regionali, ha dato una boccata d'ossigeno in maniera particolare alle zone vicine al confine, quindi parliamo di Trieste e Gorizia, che è anche dovuto al fatto che c'erano i confini chiusi per un certo periodo. Chiaramente le vendite sono aumentate e ha permesso loro in questa fase particolarmente grave di riuscire a sbarcare il lunario. Quindi che cosa possiamo dire ai nostri telespettatori, anzi ai furbetti? Occhio, arriva la lettera di Bearzi. No, occhio, perché la segnalazione alle autorità competenti sta partendo e immagino che poi ci saranno delle analisi puntuali su quelle che sono le operazioni effettuate, e quindi magari rischia, oltre a essere inutile l'attività che viene fatta da loro, magari potrebbe, non lo so, essere anche sanzionata. Bene, ringraziamo il presidente della FIGIS nazionale Bruno Bearzi e restituisco la linea allo studio. Ringrazio Paolo Bassi per le riprese. Grazie più tardi Isabella Gregorato. Con tutta probabilità a fine mese sarà possibile eseguire i test rapidi per il Covid anche in farmacia, spendendo al massimo 26 euro. Per i vaccini invece si dovrà attendere la terza fase della campagna. Anche dal farmacista si potrà tentare la fortuna della lotteria degli scontrini, ma in questo caso rinunciando alle detrazioni fiscali. Siamo qui con Francesco Innocente, presidente di Federfarma Pordenone e presidente di Consorzio Farmacisti Riuniti. Parliamo di tamponi e di altre questioni che riguardano i farmacisti. Partiamo proprio dai tamponi. L'accordo è stato siglato, come si muoveranno le farmacie? Con l'accordo in mano prevede tutta una serie di passaggi che sono quelli di attrezzare la farmacia, quindi decidere intanto se si vuole partecipare o meno, perché ovviamente non è obbligatoria, ma il partecipare comporta una serie di adempimenti, quindi di preparazioni prima della farmacia, del modo in cui il dato deve essere gestito, e poi bisogna individuare chi farà il tampone. Lo potrà fare sicuramente da subito un infermiere, ma la prospettiva è che possa in seguito essere anche il farmacista stesso abilitato a farlo. Stiamo vedendo appunto come poter abilitarlo attraverso dei corsi professionali e una sorta di autorizzazione che verrà richiesta, che verrà data, insomma la legge adesso lo prevede, però c'è un percorso che bisogna fare di formazione assolutamente indispensabile. Parliamo innanzitutto di quali sono i tipi di tampone, i costi per l'utente. Qui parliamo esclusivamente del tampone rapido, quindi il tampone che va a evidenziare se c'è o meno una patologia da Covid in corso. Questo è l'unico tampone previsto nell'accordo e è, diciamo, lo stesso che stanno adesso anche i medici di base facendo dove si sono organizzati appunto nei drive-in o in altre strutture all'interno a livello comunale. Potrà chiunque venire a richiedere fare in farmacia, avrà un costo che è stato individuato al massimo di 26 euro omnicomprensivo e a carico completamente dell'utente, quindi qua parliamo di un rapporto privato al di fuori della convenzione di quello che fanno per esempio per i medici o nei tamponi molecolari. Per l'attivazione stiamo cercando di accelerare il più possibile, ma ci sono delle sovrastrutture da organizzare proprio per l'accoglimento del dato che richiederanno comunque, io penso, almeno una quindicina di giorni, quindi diciamo così in prospettiva verso fine mese dovremmo essere pronti. Parliamo invece di vaccini anti-Covid, se ne è parlato, a che punto siamo? In queste prime fasi ovviamente, soprattutto la prima fase, i vaccini erano vaccini molto particolari perché richiedevano
una gestione del freddo, venivano conservati a meno 80 gradi, quindi era assolutamente indispensabile gestirli a livello ospedaliero, dove ci sono strutture in grado di avere questo tipo di frigoriferi, di congelatori. La prospettiva adesso sarà quella della seconda fase di aprire, e qui si sta parlando che succederà nei prossimi 15 giorni, la seconda fase che sarà quella degli over 80, e anche lì probabilmente questa verrà gestita sempre a livello centrale, ma anche dai medici di base, probabilmente dalle strutture territoriali, quindi dai distretti e quant'altro. La prospettiva è per le farmacie di poter collaborare, quantomeno per la gestione del vaccino, della catena del freddo, in una seconda o terza fase più probabile, che sarà quella quando si aprirà, diciamo, anche agli under 80 o agli under 70, e lì appunto i numeri saranno molto importanti, ci sarà la necessità di coinvolgere più attori possibili per evitare problemi sia logistici ma sia anche di concentramento di persone in certi ambienti, e soprattutto di poter vaccinare più gente possibile nel minor tempo possibile. Quindi le farmacie hanno dato la disponibilità assolutamente, e adesso starà, valuteremo ovviamente quello che ci verrà richiesto. Se ci verrà richiesto, noi siamo disponibili a partecipare a qualsiasi livello almeno a ragionare assieme appunto su quello che possiamo fare, per quello che possiamo essere utili. Parliamo di cose più leggere, lotterie degli scontrini, si possono fare anche sui farmaci, però c'è una limitazione. Al di là che non ancora tutti i registratori di casa sono stati abilitati, ma lo saranno a brevissimo, io immagino. È previsto appunto che la persona possa presentarsi con questo codice per essere registrato a questa lotteria degli scontrini. È stato detto fin dall'inizio, ma probabilmente per qualcuno non è così scontato, che comunque prevede una scelta, cioè non si potrà contemporaneamente detrarre lo scontrino e fare la lotteria, quindi alla fine uno dovrà decidere se vuole partecipare alla lotteria, non potrà usare il proprio codice fiscale per portare in detrazione la spesa, qualora sia una spesa detraibile ovviamente. Ci rivediamo tra poco con la seconda parte di A voi la linea. E ora andiamo in centro a Udine, dove per noi si trova Paola Treppo con Maria Paola Frattolin, presidente di Itineraria, perché con il ritorno in zona gialla infatti riprendono gli incontri e le visite guidate in piccoli gruppi del progetto I cieli e le terre del Tiepolo. Sì, Francesca, eccoci, siamo all'Oratorio della Verità con Maria Paola, come hai annunciato. Si riprende finalmente la visita guidata in questi luoghi così importanti di Udine, ma Maria Paola voleva parlarci anche di un progetto che vede al centro il Tiepolo. Sì, ecco, buongiorno. Un progetto che vede Udine e il Tiepolo al centro. Di cosa si tratta? Che cosa volete proporre? Allora, un centro di un progetto culturale che faccia diventare Udine la città del Tiepolo, come tempo fa era stato iniziato con un progetto molto intelligente e poi lasciato cadere, ma da riprendere. E ricordiamo, facciamo un piccolo cappello, che la nostra città, Udine, è una città che è una piccola bomboniera, ha dei punti di forza, che sono indubbiamente il Medioevo, che per noi corrisponde all'epoca dei patriarchi di Aquileia e che ha nel Museo del Duomo un gioiello inestimabile con i paramenti del patriarca Bertrando, di Beato Bertrando e altre opere illustri. Poi abbiamo il Rinascimento nelle piazze, nell'urbanistica, nell'architettura, che vede nei musei di Castello, nelle gallerie del Castello, anche la presenza della pittura sublime di quei secoli. L'arte contemporanea non è, diciamo, l'ultima a Udine, ma è primaria, perché Udine dal punto di vista urbano, sia dal punto di vista architettonico, con grandi architetti come Miani, Gilberti, Daronco, vede una presenza cospicua, e il polo assoluto è Casa Cavazzini Museo nel museo, uno dei musei davvero più straordinari d'Italia. E non da ultimo certamente il Tiepolo.
Tiepolo è il fiore all'occhiello di questa città, con 4 siti sublimi che vanno dal Duomo al castello che ospita opere importantissime di Tiepolo, all'Oratorio della Purità dove siamo oggi, e a Palazzo Patriarcale dove Tiepolo sviluppa proprio quella rivoluzione pittorica che è del barocco, quindi dai colori un po' tenebrosi, terrigni, rugginosi, dalle luci artificiali, dall'uso dello stucco, passa a diventare pittore luminoso e chiaro, alla luce, a dissolvere le sue figure, a mantarle nella luce. Palazzo dei Patriarchi è fondamentale perché fu il patriarca di Aquileia, Dionisio Dolfino, a chiamare Tiepolo ad affrescare il suo nuovo palazzo, dove chiede storie dell'Antico Testamento perché i patriarchi si rivedono negli antichi patriarchi. E solo Tiepolo poteva in quel momento realizzare, raccontare, illustrare la storia dei patriarchi come una grande festa veronesiana trapiantata nel cuore della città di Udine. E arriviamo qui, all'oratorio. L'Oratorio della Purità, che tutti sanno ormai era l'antico teatro Mantica, che fu acquisito dal patriarca per farne catechesi e archivio del capitolo. Ora noi siamo nell'aula dell'oratorio e qui verrà chiamato nuovamente, dopo quasi 30 anni, Giambattista Tiepolo, che aveva lavorato a Palazzo Patriarcale per Dionisio, il precedente patriarca di Daniele dei Dolfin, della famiglia veneziana di Dolfin, che noi italianizziamo in Delfino, a dipingere questa meravigliosa Assunta in cielo. E qui davvero Tiepolo fa uno dei suoi capolavori, uno degli ultimi prima di lasciare l'Italia per la Spagna. In questa Vergine ammantata di luce, tutto è trasparente, trasparenza, doratura, fascino. Anche questi angioletti che sgambettano nell'aria sollevati, cercando di spingere la Vergine verso il cielo. Ricordiamo che l'anno dopo dipinge Carezzonico, che è l'allegoria del merito e della nobiltà, e tema molto caro a Tiepolo, che lascia anche qui in Castello Udine, nelle gallerie d'arte antica, una meravigliosa opera che aveva realizzato per la famiglia di Caselli di Udine, ma qui lui arriverà accompagnato da il figlio Giandomenico, ormai 30enne, che dipinge alle pareti questi spettacolari monocromi che, visti con una luce naturale, diventano dei bassorilievi elegantissimi, e con il fondo d'oro che spalanca la spazialità di questa. Ecco, uno spazio, Maria ti interrompo, scusami, ecco, uno spazio che si potrà visitare grazie alle iniziative e alle visite guidate di Itineraria Udine in collaborazione con Fondazione Friuli Comune di Udine e le guide turistiche di Itineraria, e quindi un'occasione, parte già da domani la prima visita alle ore 15 e qui dall'Oratorio della Purità di Udine. Grazie alla dottoressa Maria Paola Fratolin per la sua presenza. Ti restituisco la linea. Grazie a Paola Trepo, linea che rigiriamo a Tolmezzo, torniamo da Isabella Gregorato che è in compagnia del sindaco di Tolmezzo Francesco Brollo per parlare di elettrodotto e di quelle che erano le richieste, le preferenze del comune per un elettrodotto interrato e non aereo che insomma non sono state ascoltate. Così Isabella, a te. Sindaco Francesco Brollo, ecco, una delle prime osservazioni è il fatto dell'elettrodotto. Voi non è che siate contrari, all'elettrodotto, ma al fatto che la Regione abbia approvato appunto la realizzazione dell'elettrodotto non prevedendone l'interramento come avevate chiesto voi. Sì, buongiorno a tutti. Certo, sull'elettrodotto, che è una lunga storia, no? Noi abbiamo davvero battagliato tanto perché fosse interrato anni fa assieme ai comitati. Adesso ci troviamo con questo progetto che in 2 luoghi, chiamiamoli così, sensibili del comune di Tolmezzo, la Borgata Sfleus, che è proprio dietro l'ospedale, e poi le frazioni di Imponza e Carunea, non sono state accolte le richieste che avevamo presentato come comune, ovvero su un'opera così grandiosa che costa 100 milioni di euro, riuscire a fare delle varianti.
in corrispondenza della borgata dietro l'ospedale, farlo passare sottoterra e non ancorarlo sul viadotto che passa sopra le teste dei nostri cittadini, e nella corrispondenza di Ponza Carunea creare una variante che evitasse di passare in mezzo ai due paesi. Ecco, noi rimaniamo fermi su queste due richieste che non sono state accolte e non molliamo su questo. Quindi continuerete ancora a chiedere, a sollevare il problema. Dobbiamo dire, cambiando argomento, dobbiamo dire che a Tolmezzo il sindaco mi ha anticipato che qui la situazione, anche per quanto riguarda il Covid, si sta pian pianino, no? Si sta alleggerendo, è vero, sempre di più. Infatti anche casi contenuti alle carceri e in casa di riposo. Sì, e continuiamo a dirlo davvero sottovoce, perché abbiamo provato in passato come rilassarsi troppo poi ci abbia fatto risvegliare in tutta un'altra situazione. Sì, è evidente, sta nei numeri che qualcosa sta calando, ma abbiamo avuto dei focolai, ovviamente si parla delle carceri, si parla delle case di riposo, dove stiamo andando verso una normalizzazione e i numeri sono in calo, è vero. Ciò non toglie che dobbiamo mantenere davvero alta l'attenzione, però questo ci consente, speriamo, di poter con il piano vaccinale piano piano davvero programmare quello che vogliamo tutti, un ritorno alla normalità più possibile. E state programmando lavori pubblici, tra questi proprio in questi giorni c'è stato l'avvio dei lavori per la realizzazione della palestra per le scuole, un'opera tanto attesa qui a Tolmezzo. Sì, abbiamo deciso di investire, avevamo l'opportunità di rinnovare a livello antisismico la nostra palestra delle medie, abbiamo deciso di buttarla giù e ricostruirla ex novo per portarla a dimensioni congrue sufficienti per poter anche disputare campionati fino a livello regionale di basket, di pallavolo. Questo perché è fatta per le scuole, ma a quel punto sarebbe stato davvero, non dico un delitto, ma un peccato non strutturarla, perché le nostre società che stanno aspettando e sono ferme come tante altre realtà da mesi possono godere poi di una struttura all'altezza. Ecco, adesso è andata via la neve, insomma si rimettono anche un po' i ferri in acqua, come si suol dire, per lavorare e riprendere con le opere pubbliche. Questi 2 milioni sulla palestra delle scuole medie è sicuramente un'opera che qui a Tolmezzo vuole lasciare il segno. Senta, un'ultima cosa, vedo qui sulla piazza bambini, ma fanno parte della scuola appunto di Tolmezzo, delle classi che sono ospitate in questo momento, in questo periodo, nella sede dell'ex tribunale. Certamente, sì, come vedete questa è una delle classi. Allora, la cosa bella è che qui in piazza, la piazza si anima per la ricreazione, per le pause, con i bambini, gli studenti che noi ospitiamo in maniera decentrata, perché stiamo lavorando un po' su tutte le scuole, dalle elementari alle medie, e per dare loro anche un luogo sicuro. Oltre alla piazza abbiamo appena inaugurato un centro in collaborazione con la parrocchia sul retro del Cinema David, dove possono in sicurezza giocare a pallavolo, a calcio, a basket, e quindi sarà un luogo che poi verrà messo a disposizione di tutta la collettività. Quindi anche attraverso i ragazzi che stanno in centro a fare la loro pausa, insomma è un segnale anche questo di fiducia di futuro. Bene, ringraziamo il sindaco di Tolmezzo, Francesco Brollo, ringrazio Paolo Bassi per le riprese e restituisco la linea a te, Francesca. Grazie Isabella Gregorato per questo che era l'ultimo collegamento di oggi. Termina qui a voi la linea, che torna domani puntuale alle 12:45. Io vi ringrazio per averci seguito, vi ricordo che il prossimo appuntamento con l'informazione con il TG Flash è delle 16:30. Buon pomeriggio a voi.